Buongiorno da Renzo Michieletto e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. Quest'oggi parleremo di una nuova iniziativa di Ca' Foscari, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove è nato un laboratorio che si chiama Agri-Food Management and Innovation Lab. Quindi è un laboratorio che affronta tematiche legate all'innovazione e al management nel settore dell'agri-food. E per parlare di questo abbiamo invitato la professoressa Christine Mauracher, che insegna Agri-Food Marketing presso il Dipartimento di Management appunto di Ca' Foscari. Grazie professoressa per essere qui con noi oggi e io la prima domanda che proprio le pongo è proprio: perché è nato a Ca' Foscari un laboratorio di questo tipo? Sappiamo che Ca' Foscari è nota a livello nazionale proprio per i suoi studi legati alle aziende. Immagino sia proprio anche per questo. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie a Renzo e grazie a Veneto Agricoltura per l'invito. Questo laboratorio nasce dalla convinzione che le imprese dell'agroalimentare oggi necessitano di una didattica, di una ricerca che rispondano sempre meglio alle sfide che queste aziende sono chiamate ad affrontare. Mi riferisco a sfide quali mercati sempre più globali o sfide che interessano i cambiamenti dei modelli di consumo, i cambiamenti dei comportamenti e delle preferenze del consumatore, ma anche sfide inerenti agli aspetti dimensionali di queste aziende o legate alla garanzia, alla sicurezza, alla tracciabilità dei prodotti. Il nostro obiettivo, l'obiettivo del laboratorio, è quello di cercare di supportare le aziende dell'agroalimentare ad affrontare queste nuove sfide. Certo. Concretamente poi cos'è che si andrà a fare? Il laboratorio intende muoversi lungo 4 direttrici. La prima di queste riguarda la digitalizzazione del settore. Stiamo cercando di raccogliere delle evidenze empiriche per capire la presenza, l'utilizzo del digitale da parte delle aziende dell'agri-food. Che oggi a che punto siamo? Sì, diciamo che ci sono alcuni comparti che hanno una buona presenza nel digitale, mi riferisco ad esempio al comparto del vino, ce ne sono altri che ancora sono un po' indietro rispetto alla presenza nei canali digitali. L'obiettivo è quello di costituire un osservatorio. Abbiamo avviato questa attività qualche settimana fa con lo scopo di andare a mappare appunto la presenza online di un campione di aziende, di un campione di piccole e medie imprese nel Triveneto, anche con l'intento di andare a capire come l'uso del digitale impatta poi sulle strategie aziendali. E quindi Cristina, poi parlavi di 4 linee di ricerca. Sì. Una l'abbiamo detto, La seconda linea di ricerca riguarda i modelli di business. In questo caso basti un po' pensare a cosa è successo nel mondo agricolo con il cambiamento negli ultimi decenni di mercati e di politiche. Oggi gli imprenditori agricoli si trovano a dover operare in uno scenario nuovo e talvolta risulta essere necessario dover ripensare a un proprio modello di business che meglio risponda a quelle che sono le nuove esigenze dei mercati, le nuove caratteristiche dei mercati. Certo. Terza linea di ricerca, l'imprenditorialità, e in questo caso lo scopo è quello di andare a comprendere quali sono i processi di nascita di una nuova impresa. Intendiamo avviare una ricerca sulle start-up nel mondo del food o di attività collegate al food, e in seconda battuta andremo a lavorare sul tema dell'imprenditoria femminile nel mondo del vino. Importante. Ultimo tema di ricerca riguarda il modello dei modelli alimentari, i consumi alimentari, preferenze e comportamenti del consumatore. Questa è una linea di ricerca consolidata presso il nostro dipartimento, ormai da anni che lavoriamo su queste tematiche. Cosa vogliamo fare di nuovo?
vorremmo provare a capire come oggi la mole di dati, cosiddetti big data, che sono collegati al digitale, possano aiutare nel comprendere, nell'analizzare i consumi alimentari. Bene. E da chi è costituito il team di lavoro? C'è anche Veneto Agricoltura per questo proposito, ma da chi è costituito esattamente? Il gruppo di ricerca attualmente è costituito da 18 colleghi del Dipartimento di Management con background scientifici diversi e con competenze molto diverse che vanno dall'innovazione alla strategia, al marketing digitale, all'internazionalizzazione, per fare alcuni esempi. Il gruppo di ricerca prevede anche la collaborazione con enti e istituzioni, tra cui Veneto Agricoltura, ma anche prevede la partecipazione di studiosi di università straniere. La cosa importante che tengo a sottolineare è che questo laboratorio nasce con un obiettivo di progettare e fare ricerca insieme alle imprese del settore. Certo. E l'apporto degli studenti in tutto questo? Gli studenti ci stanno supportando in alcune attività che stiamo svolgendo, in particolare in questo momento, come dicevo poco fa, stiamo lavorando all'osservatorio sul digitale mondo del food e abbiamo costituito un gruppo di studenti che ci supporterà in questa attività di raccolta. Anche con il programma Erasmus? Con il programma Erasmus abbiamo già avuto un'esperienza importante insieme anche alla Regione Veneto, che ha visto alcuni nostri studenti presso università straniere con lo scopo di andare a studiare quelli che sono le caratteristiche delle aziende, dei modelli di business di queste aziende presso paesi esteri. Ho capito. E quindi Agri-Food Management and Innovation Lab è già presente anche sui social, in internet? È già possibile trovare qualcosa? Sì, abbiamo recentemente aperto una pagina web dove potrete trovare informazioni circa le attività del laboratorio e abbiamo anche aperto i canali social, ci trovate su Facebook e su LinkedIn. Benissimo, ringraziamo la professoressa Cristina Mauracher dell'Università di Venezia per essere stata ospite qui da noi oggi. Abbiamo parlato di qualcosa veramente, se si parla di innovazione, oggi abbiamo parlato proprio anche di questo in termini davvero costruttivi, io spero, credo, e quindi se volete saperne qualcosa di più andate in internet e si chiama Agri-Food Management and Innovation Lab, questo importante laboratorio creato proprio dall'Università Ca' Foscari di Venezia. Un arrivederci a tutti, alla prossima settimana.